Abbiamo discusso di come aiutare il nostro territorio comunque a crescere, abbiamo discusso dei problemi di tutte le biosfere naturali che ci sono nel mondo, le cose che abbiamo in comune e quelle che non abbiamo, e abbiamo cercato di trovare una soluzione, un punto di incontro tra tutti noi. Abbiamo parlato di sostenibilità, di turismo lento, di un turismo che vada bene per il nostro delta, che come sappiamo è un territorio molto fragile e non può sopportare un turismo di massa o un turismo di bassa qualità. Ci siamo poi confrontati con i ragazzi stranieri e abbiamo cercato di copiare, possiamo dire così, le loro buone pratiche da importare da noi e da condividerle poi con gli altri. Se si parla del futuro delle riserve della biosfera, i ragazzi che le abitano hanno idee chiare e chiedono di essere ascoltati, a cominciare da quelli che vivono nel delta del Po. Chiedono politiche ambientali ed economiche che mettano al centro il concetto di sostenibilità. E questo in estrema sintesi, infatti, è il messaggio contenuto nella dichiarazione finale del primo Forum mondiale dei giovani provenienti dalle aree MAB UNESCO, che si è tenuto in Polesine. Questi giovani da 90 paesi del mondo, da 140 riserve di biosfera che non sono venuti qua per una settimana, dicono noi ci siamo già lavorando, siamo impegnati per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori, pretendiamo, chiediamo, ci aspettiamo sostegno, ci aspettiamo considerazione per quello che stiamo già facendo, ed è questo il messaggio principale che riporteremo a Parigi all'interno delle strutture del programma L'uomo e la biosfera dell'UNESCO. C'è stata veramente una discussione ampia, del resto quando metti insieme dei ventenni che cosa può venire fuori? Allegria, movimento, discussione tipica di chi è giovane, ed era quello che ci aspettavamo. Il documento elaborato durante la settimana di lavoro è stato declamato da giovani di diverse nazionalità durante la cerimonia di chiusura ospitata al Teatro Comunale di Adria in provincia di Rovigo. Verrà poi trasmesso al Forum della Gioventù UNESCO che si terrà ad ottobre a Parigi. È un punto d'arrivo, un punto di partenza. È chiaro che questa sera sul palco ci saranno delle autorità. Saranno i ragazzi a rivolgersi direttamente a loro, dicendo a ciascuno di loro al proprio livello, dal sindaco al parco, alla regione, al Ministero dell'Ambiente, che è anche il responsabile del MAB in Italia. Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo preso degli impegni in questa settimana, chiediamo adesso a voi quali sono gli impegni che vi prendete per sostenerci in questo impegno per la sostenibilità. E io personalmente in rappresentanza dell'UNESCO riporterò questa domanda all'interno delle nostre strutture. Quello che vogliamo è continuare a fare network, cioè a comunicare tra tutte le biosfere del mondo, comunicare tra noi giovani e poter comunque far crescere le nostre biosfere. Il tema dell'ambiente è cruciale per il futuro non solo delle riserve, ma dell'intero pianeta. Per noi l'impegno alla sostenibilità è l'impegno sicuramente di tutti, autorità, cittadini, compresi scuole in modo particolare, che abbiamo incontrato anche durante questa settimana, e sono stati momenti molto belli. Da riserve biosfere come il Delta del Po ci aspettiamo un esempio, una fonte di ispirazione, esempi concreti, sono quello che questi ragazzi stanno già facendo o hanno voglia di fare per il loro futuro, e queste sono storie da raccontare in giro, in Italia, nel mondo. Sicuramente l'UNESCO può essere un amplificatore di questi messaggi, e quindi un invito veramente a tutti ad accompagnarli in questo impegno. Il forum, che ha coinvolto in diversi gruppi di discussione più di 300 giovani provenienti da oltre 90 paesi, è stato organizzato grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Sui giovani, con i bandi, con tutti i progetti che ha la Fondazione sul mondo della scuola, sul mondo dello sport, nel mondo anche del lavoro giovanile, possiamo dire che c'è una grande sensibilità, e quindi anche questo entra proprio nel sostegno dei giovani e gli uomini del nostro futuro alla fine.